Silvia Susanna, sindaco di Musile di Piave, una città che sta un po' rivedendo quello che è il volto viario. Si apre da oggi la viabilità della nuova rotonda Esso. Cosa significa per la città questa nuova rotonda? Questo è un cambiamento importantissimo per Musile di Piave perché con questa rotonda creiamo un'entrata verso Musile sia provenendo da Mestre sia provenendo dal Ponte della Vittoria che ci consente appunto di entrare in città senza fare particolari giri o senza dover per forza passare sotto il Ponte della Vittoria e quindi fare tutto quell'altro percorso. Una viabilità che ci consente anche di arrivare agli impianti sportivi con più facilità e eliminando, diciamo, il passaggio verso il centro di Musile. Speriamo che si risolvano numerosi problemi di traffico attraverso questa rotonda. È chiaro che poi il nodo fisso rimane il Ponte della Vittoria, che comunque necessiterà anche questo di interventi, ma che non sono al momento oggetto di studio. La rotonda per Musile significa molto, era un intervento atteso da moltissimi anni e con lo sforzo sia dell'amministrazione comunale sia della Regione Veneto sia anche di privati siamo riusciti a realizzarlo. Ieri mattina alle 6 appunto abbiamo iniziato l'apertura, quindi è pressoché aperta quasi completamente la rotonda e quindi i cittadini già ieri mattina si sono svegliati con questa sorpresa di Pasqua e sono stati molto contenti. Una riqualificazione viaria del territorio che non si ferma qui, però ci sono altri interventi in corso o che partiranno. Sì, abbiamo concluso un accordo con la città metropolitana, verranno realizzate altre due rotonde, una in uscita di Musile e in entrata dove c'era l'ex farmacia Pilla, quindi proprio a ridosso della strada provinciale, proprio sulla strada provinciale in realtà per accedere anche al Ponte della Vittoria, e così sistemeremo anche la doppia corsia che accede al Ponte della Vittoria, che spesso è teatro di scontri e soprattutto vede una certa pericolosità quando c'è una macchina affiancata ad un autobus o comunque ad un mezzo di dimensioni maggiori. E l'altra rotonda invece sempre sulla strada provinciale verso Jesolo, proprio perché anche in quel punto non era possibile per un eventuale viaggiatore tornare indietro e quindi girarsi per tornare da dove era arrivato. Anche questi sono due interventi importanti che attendavamo da tempo e che in realtà non erano mai stati affrontati. Quindi sono contenta di aver affrontato la questione con la città metropolitana e che insieme si sia raggiunto un risultato. Proprio in questo senso mi sento veramente di ringraziare gli organi superiori, ossia sia la Regione Veneto per quanto riguarda la rotonda ex Esso, sia per quanto riguarda queste due rotonde la città metropolitana, perché da soli non ci saremmo riusciti.